Sotto al bancomat i banditi che scappano e spruzzano la polvere di un estintore contro i carabinieri per coprirsi la fuga e poi i due militari dell'Arma che corrono e sparano un colpo in aria. È l'assalto a Veneto Banca di mercoledì notte a Spinea, immortalato dalle immagini girate con un telefonino da un residente al Villaggio dei Fiori, popoloso quartiere alle porte della cittadina. Sono da poco passate le 3 di notte quando un comando assalta lo sportello automatico della locale filiale piazzando 2 cariche esplosive. Il boato sveglia l'intero quartiere, un residente si affaccia e riprende la scena. È proprio in quel momento che qualcosa va storto, scatta l'allarme, sul posto arrivano subito i carabinieri che cercano di bloccare i malviventi che scappano a tutto gas. Quella stessa notte nel veneziano sono stati messi a segno anche altri 2 colpi alla banca Anton Veneta di Noale ed anche in questo caso i banditi sono stati messi in fuga dal sistema d'allarme. E poi un ultimo assalto nella notte di fuoco alla filiale della Volksbank di San Donà di Piave, dove i rapinatori sono riusciti questa volta nel loro intento, riuscendo ad impossessarsi di 30.000 euro. L'intervento dei militari poi li ha messi in fuga prima che potessero mettere le mani su una seconda cassetta piena di denaro.